Alfredo Siriani, il presidente della Convention Bureau, un importante consorzio che raggruppa 43 operatori sardi del settore turistico. Qual è l'impegno che mettete voi nella realizzazione appunto di questo consorzio? L'impegno è quello di promuovere tutta la Sardegna, quindi l'intero territorio, in Italia e all'estero per l'organizzazione di congressi, convention, viaggi di incentivazione, diciamo, promuoverla sul piano turistico anche. È importante questo per la Sardegna, il turismo congressuale che potrebbe davvero diventare un volano per l'economia sarda? Assolutamente sì, i dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano citano infatti come la voce più importante per il turismo quello congressuale, è quello che sviluppa un fatturato più alto. Per cui investire nel congressuale è sicuramente una cosa importante, anche perché destagionalizza la stagione turistica, che è uno degli aspetti che si vuole promuovere. Oggi la presenza al TTI Sardegna, quindi la Borsa del Turismo, la Convention Bureau non poteva che presenziare. Siamo presenti, speriamo di fare buoni affari e di promuovere la Sardegna sempre di più. Oggi inizia la contrattazione, quindi un momento delicato, anche importante, che potrà poi essere determinante per intessere rapporti concreti, reali. Speriamo di sì, infatti noi rappresentiamo i diversi aspetti del turismo congressuale e non, con le più grosse e più importanti catene alberghiere con centri congressi e tutta la filiera dei servizi, dai trasporti aerei su gomma, servizi di catering, ristorazione, PCO, quindi Professional Congress Organizer, insomma allestimenti, tutto quello che può servire. Quindi mi faccia capire, una persona interessata viene alla Convention Bureau e chiede un pacchetto chiavi in mano, possiamo definirlo così? Diciamo di sì, noi ci stiamo lavorando per cercare di rendere questi pacchetti il più possibile concorrenziali a livello nazionale e internazionale, per cercare di rendere la Sardegna il più appealing possibile. Sardegna sicuramente appetibile, però ovviamente c'è qualcosa da migliorare, per esempio i trasporti, ci auguriamo che qualcosa venga fatta soprattutto sul piano dei voli low cost. Sì, penso che la Regione ci stia lavorando, però è una cosa che noi possiamo apprezzare anche da sardi. Quando ci trasferiamo in altri paesi all'estero, nella penisola, utilizziamo i voli low cost, che sicuramente sono un volano importantissimo. Grazie Presidente Siriani, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.